Miss Mediterranea Expo 2012 e la concorrente numero 3, Andrea Galluzzo. Silvia Alessi, la premiazione. Non ti arrabbiare, abbiamo giocato. Andrea Galluzzo sbanca la Mediterranea Expo. Un bacio con il patron Silvia Alessi, foto ricordo. Mi aspettavo di essere classificata nei primi 3 posti, magari perché rispetto al risultato di ieri sono rimasta molto soddisfatta, poi la vittoria. Che bilancio possiamo tracciare di questa manifestazione? Beh, è stata davvero un'esperienza fantastica, è stato tutto molto ben organizzato con la collaborazione di tutti, a partire dalle videocamere, lo staff, è stato davvero fantastico. Per conoscerti meglio, chi è Andrea Galluzzo? Una ragazza molto timida che grazie a questa esperienza è riuscita a farsi vedere. Mister Mediterranea Expo 2012 è il numero 3, Vincenzo Castro. Complimenti Vincenzo. Premiazione. Ci te l'aspettavi questo successo? Ma sinceramente un po' sì, perché è da tempo che mi alleno a fondo sia per ottenere un fisico da mister, sia per migliorare me stesso e partecipare quindi a questo genere di competizioni. Quindi un po' sì, comunque la concorrenza era agguerrita, quindi niente, è stato bello alla fine. Mi avrebbe fatto piacere che si potesse avere una fascia per tutti i miei compagni mister, però purtroppo no. Per conoscerti meglio, chi è Vincenzo Castro? È uno studente di ingegneria informatica che al 5º anno, manca l'ultimo anno per prendere la laurea. Secondo posto per Fosca Iaria, soddisfatta? Tantissimo, emozionatissima, non me l'aspettavo, è stata una bella vittoria e credo anche meritata. Anche lo meritavamo tutti, però se ne dovevano scegliere 3. Tracciamo un bilancio di questa edizione. È tutto ben organizzato, è stato parrucchieri, trucco, estetiste, tutto alla perfezione e ringraziamo ancora tutti. Eugenio Martorelli, secondo classificato a Mister Mediterranea Expo, com'è stata questa esperienza? Allora, l'esperienza è stata bellissima, innanzitutto mi voglio scusare un po' per la voce, un po' di voce rauca, è stata bellissima, come dicevo ieri non avevo mai partecipato a questa importante manifestazione e quindi per me poter partecipare è davvero un motivo di orgoglio, sono davvero felice. Per conoscerti meglio, chi è Eugenio Martorelli? Eugenio è un ragazzo semplicissimo, dietro le quinte è veramente un ragazzo molto semplice, il mio segreto è la semplicità e la simpatia. Io sono felice perché comunque mi avete dato la possibilità anche loro di sognare, hai visto, hanno sognato, hanno vinto e è bello, è stata una bellissima, ma veramente una bella esperienza, molta pazienza con me, però ecco io di lui poi vi dico, c'è un'altra dietro, timido, riservato, invece eccolo qua, è uscito uno dei primi. È un bilancio sicuramente positivo, visto il momento di crisi che ti sta attraversando il nostro paese. Malgrado la crisi, malgrado il maltempo, siamo riusciti ad organizzare ancora una volta questo evento con un grandissimo afflusso di pubblico. Questo ci dà la spinta per andare avanti e per organizzare una prossima edizione ancora all'insegna dell'entusiasmo e della speranza. Io voglio ringraziare tutti gli espositori che quest'anno appunto malgrado la crisi sono venuti in fiera ad esporre, voglio ringraziare tutto lo staff organizzativo di Mediterranea Expo, voglio ringraziare tutti i visitatori che sono venuti in fiera, le televisioni presenti, voglio ringraziare te Davide per il lavoro che hai svolto qua in questi 10 giorni, quindi un grazie generale, veramente di cuore da un'organizzazione che quest'anno è partita un po' così ma è finita alla grande. Forza, continuiamo con l'applauso. Fatti 5 che porta bene. Bocca al lupo, forza, bocca al lupo.